Buonasera e bentornati a Novis. Di tentati omicidi e suicidi la suage dal tragico fatto di Sanc che è succeduta a Chiauria, frazione di Colore di Montalban, mercoledì mattina. A sclarilo con una notte ufficiale, a lei il procuratore di Udine Massimo Lia, confermando i fatti le premise ipotesi sin denanda inquirenze. Da Udes Provis e la testimonianza dalla femmina etiope di 43 anni che ieri è stata ferita in Sbarade, l'uomo di 75 anni Enzo Minisini Alvarez prima tratta e femmine e schene, intanto che queste ci arriva di schiampare e dopo Alvarez rechat le armi viers di sé. Le ipotesi di reata sono di sequestri di persone, tentato omicidi, arresto in modi capì di Dulà che avveniva le armi doprade di Minisini. Ieri partite queste mattine le colonne di Miec de Protezione Civile che sono dirette in Slovacchia e Dulà che al confine con le Ucraine preparerà un camp rifugiati di 250 postiet. Ai partenze dei volontari anticipati in dispassati di tre tecnici alle rappresenta anche il vicepresidente regionale Riccardi. Iudà le persone che sono in sofferenze per guerra, la di Riccardi, è una di quelle più importanti e grandi provi che si inclamano. Assumi. La colonna è componuta di Mies con 26 volontari, 5 funzionari del Friuli Venezia Giulia e 2 funzionari dal Dipartimento Nazionale. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, sarà l'unis in regione. Non si conoscono anche i dettagli delle visite, che sono state confermate, però di fonti ufficiali. Il primo ministro sarà dopo di misdia a Palme, in sede di protezione civile regionale, per visitare anche uno dei centri che all'ospite cittadini ucraini in fuite de guerre. Sono 11 le vittime dal Covid in queste ultime 24 ore in regione, tra che sono femmine di 65 anni di Cormons che è morta in ospedale. Di quasi un mese non si registrava in così tanti vittime come in Tundì. Quarte di consecutive con quote presore dai 1000 infetti, con 1045 news positivi. Sì, pazienti ricoverati in terapia intensiva e 120 a voto in tacche altri reparti. La data dai 18 di marzo del 2020 resta inclusa in memoria dai italiani. Un'immagine che dai mies militari che a Bergamo ha trasportato le vittime di un virus anche mo disconosciuto che chiapava dentro il dramma di tutta la pandemia. Ai memorie delle vittime a si playing e in tal dolore dai loro familiari si riconosce tutta la comunità nazionale. A sono le parole dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate di sintesonare nazionali, in memoria delle vittime dal Covid, il spirito di sacrifici, la coscienza di sentirsi responsabili un dall'altro che la maggioranza dei nostri cittadini ha dimostrato di possedere, alla concluduto Mattarella, a costituisce un patrimonio prezioso per le sfide che il Paese si chiede affrontare e di no dispierdi. E proprio la fine delle pandemie e le linee di gestione della sanità regionale per 2022 hanno sburtato il Partito Democratico a protestare. Si spiegava in un plan straordinario, non una gestione ordinaria, dicono i consiglieri regionali di opposizione con in chiave. Maria Grazia Santoro. Potessi fare come un esempio per tutti, il cosiddetto PNRR, il plan che dall'European che nos dà un grande base per mettere a posto la sanità territoriale, riconoscendo che è proprio la sanità territoriale che ha avuto il più importante, l'importanza durante il Covid, sostanzialmente in tal caso dell'azienda Friuli Centrale al provviato 25 case della comunità ma finanzia nome 11. No dome, questo documento, queste chiesi di comunità sono nominate su ne parune, ma non risulta che ne sia di stato nessun accordo col sindaco o con i territori. E siccome che il PNR dice chiaramente che la chiesa di comunità non è dome sanità, ma anche sociale, rapporto col territorio, un look là che le persone appoggino là per il loro bisogni di salute e di assistenza, o credo che sia il metodo sbagliato per cominciare queste avventure.
Dopo 4 anni a miliardi di cittadini udinesi e regionali sono ora arrivati cartelli di pagamento delle agenzie desientrati per molti imponuti tra il 4 di aprile e il 13 di luglio del 2018 con l'introduzione a Udin dei ZTL. A epoche dai verbali sono state 33.000, la più parte saldate, archiviate o annullate, ma arresti in 10.000 di pagare con importi anche tanta alze. L'assessore sicurezza Alessandro Ciani ha commentato le prime decisioni in queste giornate è state proprio che di studare, le chiama risparmenti fin a queste situazioni. Sono al manco il 26.000 casi di endometriosi in regione, malattie croniche che a invalide colpisce il 10% delle femmine. Queste mattine l'associazione endometriosi ha organizzato una convigne che ha partecipato anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, presenta anche il presidente del Consiglio regionale Zaninchio Sintin. È una patologia che acchiappa tante femmine delle nostre regioni, anche d'Italia, che è sottovalutata dal punto di vista del contributo, aiuto, anche dal mood di essi magari a chiesa per questo problema, che è invalidante per le femmine. E la regione, oltre una legge, sta sempre attenta alla POAT, sempre tutte le associazioni che attengono dunque queste patologie. Abbiamo piato anche per sensibilizzare il Palazzo del Consiglio regionale di Luce proprio per visare la INT che questo problema e sensibilizzare il legislatore nazionale che ha di intervenire per far sì che le femmine colpite da queste malattie siano aiutate anche dal punto di vista del sussidio economico per i medicinali, per stare a casa dal lavoro quando hanno il problema. Su questo le regioni ha già un po' di tempo che le sta da ora o pensi le prime regioni in Italia che hanno ponuto il problema e hanno fatto sensibilità, come speriamo di arrivare anche a una legge di carattere nazionale che non si usa tutti. Sono state plantate news arbui dal paese che dislontanati in via Carducci a Udin. Le plantis, come che hanno sconto il sindaco Pietro Fontanini, sono stati eliminati perché erano malati in maniera grave. Sono in via Carducci e una via dal centro storico citate, gli operai si stanno lavorando per piantare nuove plantis. Ho vinto sostituito questi malati e questi che erano morti col tempo e sono peschi, cioè una pianta che fa rosis e quindi darà bielecce a queste vie. Allora un lavoro importante anche perché queste piante si costruiscono gli edifici teatrali, vengono dal centro Italia e sono 27 le piante che vengono sostituite e rendono sempre più bella la città di Udine, perché il compito degli amministratori fa bella la città e quindi non come dice qualcuno, vi voglio tagliare le piante, no, sì, per far vivere le piante e tornare a mettere in sedali e anche e muoiono. Al Torne Savors Pro Loco, la grande manifestazione che è organizzata dal Comitato regionale, dal Friuli Venezia Giulia e Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, in tal Prat, de magnifiche mille manin a Passarian di Codroi, per al Torne dopo 2 anni di stop forzato de pandemie, per 2 fins di settimane, il 14 e 15 di mai e dai 20 ai 22 di mai. Confermato il formato di successo che aveva una rappresentanza di Pluiomancul 20 Pro Loco dalla regione, proponi ognuno in tal propri bancuti miglior plus tipics dal territorio regionale. E alle dutte parusgnotte Gnovis al Torne l'unis sempre snuvma col vinci e sozzere mandi e arrivi odissi.